Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Ore di angoscia a Favara per la disperata ricerca di una donna, madre di 3 figli scomparsa nel nulla dopo essere stata trascinata dalla furia dell'acqua durante un violento nubifragio. Intanto sull'isola imperversa il maltempo con particolari disagi sul versante occidentale. Giampilieri, 16 anni dopo, è ancora aperta la ferita della tragica alluvione che causò 37 morti nel paese del Messinese. Questa sera la celebrazione del ricordo delle vittime. Infiltrazione dell''ndrangheta nell'Università di Messina, dall'inchiesta Res Tauro, disvelato il radicamento dei piromalli nell'Ateneo. Gli amici delle cosche laureati in medicina senza preparazione, qualcuno dava 18 mesi in un anno. Catania assunti 100 nuovi vigili urbani per rafforzare il controllo del territorio. A Palermo invece slitta il potenziamento. Il comune non ha ancora approvato il bilancio per le nuove assunzioni. Partenza Almaviva, si lavora alla ricollocazione dei 387 dipendenti senza lavoro da agosto. Stanziati i fondi nazionali per l'attivazione del servizio sanitario 116-117 che potrebbe assorbire metà degli ex addetti dei call center. Calcio, delude le aspettative il Palermo che al Barbera non va oltre lo 0-0 nel big match con il Venezia. I rosanero scivolano al terzo posto in classifica. Serie C, Catania concentrato sul derby di domenica al Massimino contro il Siracusa. Il vicepresidente rossazzurro Grella: c'è spirito positivo. La sfida in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 13:30. Bentrovati, andiamo subito a Favara, siamo nell'Agrigentino dove si cerca disperatamente da ore Mariella Bello, 38 anni, sposata, madre di 3 figli. La donna sarebbe stata travolta dalla piena durante il nubifragio di questa mattina. Davide Sardo. Ore di angoscia a Favara, travolta da un'ondata di dolore e incredulità. Da questa mattina di cerca senza sosta Mariella Bello, 38 anni, sposata e madre di 3 figli, scomparsa nel nulla dopo essere stata trascinata via dalla furia dell'acqua durante il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. La donna si trovava alla guida della sua Lancia Y quando, nel tentativo di mettersi al riparo, ha accostato e abbandonato l'auto. In pochi istanti la corrente l'ha sopraffatta, trascinandola verso un convogliatore che sfocia nel fiume Naro a chilometri di distanza. Testimoni raccontano che il titolare di un negozio di frutta, reso di conto del pericolo, ha tentato disperatamente di afferrarla per portarla in salvo, ma la forza dell'acqua è stata più potente. Da ore i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo, insieme a Carabinieri e Protezione Civile, stanno setacciando palmo a palmo il corso d'acqua. Un'intera comunità resta col fiato sospeso, aggrappata alla speranza di un miracolo. E seguiremo naturalmente questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Abbiamo visto dunque Favara, ma un po' tutto l'Agrigentino è stato colpito dal maltempo, così come anche il Palermitano. Sentiamo i dettagli nel servizio di Eva Spampinato. Pioggia torrenziale, grandine, strade allagate. È stata una mattinata difficile per gran parte della Sicilia, travolta da un'ondata di maltempo più intensa del previsto. Ieri infatti la Protezione Civile regionale aveva diramato per oggi un'allerta gialla in tutta l'isola che si è confermata allarmante soprattutto nella zona dell'Agrigentino. A Sciacca il sindaco Fabio Termine ha firmato un'ordinanza urgente di chiusura delle scuole per motivi di sicurezza, condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza, ha dichiarato il primo cittadino. Situazione critica anche nel Palermitano, dove allagamenti diffusi hanno paralizzato il traffico in città e sulle autostrade. Drammatico l'incidente sulla 20. Un'auto dei carabinieri si è ribaltata tra Castelbuono e Cefalù. Uno dei militari è rimasto incastrato nell'abitacolo, necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'asfalto, reso viscido dalla pioggia, sarebbe tra le cause dell'incidente. Il fronte temporalesco partito dalla Sicilia occidentale si è spostato verso est, colpendo anche il Catanese con
con piogge anticipate rispetto alle previsioni, ma il peggio potrebbe non essere finito. Da domani, infatti, è attesa una nuova perturbazione accompagnata da una goccia fredda che porterà venti forti di tramontana e un crollo delle temperature fino a 10 gradi rispetto a ieri, meno 4-5 gradi rispetto ad oggi. Le precipitazioni si concentreranno sulla fascia tirrenica da Palermo a Messina, anche con nevicate attorno ai 2000 metri. Il tempo migliorerà solo da venerdì, ma il freddo resterà almeno fino al weekend. E proprio oggi sono passati 16 anni dall'alluvione gravissima che nel 2009 colpì Giampilieri e Scaletta. È ancora una ferita aperta, ricordiamo le 37 vittime, delle quali appunto si ricorderanno i nomi questa sera. Intanto è cresciuta nel tempo la cultura della prevenzione per il dissesto idrogeologico. Francesco Triolo. 16 anni dopo, le 37 vittime dell'alluvione di Giampilieri e Scaletta sono una ferita ancora aperta. Il ricordo di quella notte, di quei giorni che poi sono seguiti, è sempre vivo tra le comunità che hanno affrontato uno degli eventi più tragici della storia di Messina. Ogni 1° ottobre, da allora, si trasforma nel giorno della memoria. Da quel giorno è cambiata anche la cultura della prevenzione del rischio idrogeologico e la conoscenza dei pericoli delle alluvioni. C'è più cautela. Per questo, nel giorno dell'anniversario di Giampilieri, il Comune ha voluto organizzare un evento con esperti, protezione civile, istituzioni impegnate nella ricerca delle previsioni meteo e dell'analisi climatica per studiare anche soluzioni. Gli eventi meteorologici estremi sono spesso imprevedibili a scadenze elevate, dunque soltanto in quello che noi definiamo nowcast, quindi previsioni a brevissimo termine, si possono prevedere proprio l'entità di queste precipitazioni così estreme, per cui anche 2-3 ore prima allertare la popolazione dotandosi di una sala operativa che si occupi solo di quello potrebbe ad esempio essere una soluzione utile per la collettività. Trump dice che i cambiamenti climatici sono una bufala. I cambiamenti climatici, soprattutto il riscaldamento del nostro pianeta, è una realtà, sono dei dati oggettivi, poi sulle conseguenze che questo riscaldamento globale può portare, ne possiamo parlare. Cambiamo argomento, andiamo a Sferracavallo, sicurezza e dubbi per quanto riguarda i temi, quelli che sono i temi legati alla rissa che è scoppiata qualche sera fa. Ci sono dei dubbi sulla versione della ragazza incinta che è rimasta ferita e la sicurezza, l'altro tema. Insomma, c'erano solo 2 pattuglie e davvero tanta gente. Il servizio. Quartiere Marinella di Palermo, in mezzo tra Sferacavallo e lo Zen. Queste strade, domenica scorsa, sono state il teatro di una sparatoria, una sorta di secondo round sulla rissa che era esplosa durante la festa di Sferacavallo. Gli investigatori che indagano non hanno dubbi, i 2 episodi hanno una chiave di collegamento. Colpi di pistola sparati contro la saracinesca di una macelleria e che hanno anche ferito una donna incinta. Il padre della ragazza sui social ha raccontato quanto accaduto, sostenendo che quei colpi di pistola non erano indirizzati a loro. Gli inquirenti però hanno sentito la giovane, vogliono capire perché la famiglia della ragazza e alcuni amici erano in strada a quell'ora della notte, in un posto senza alcun locale e con l'illuminazione rotta. Secondo i familiari stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa a divertirsi, ma la versione non convince del tutto. Potrebbe esserci un legame con quanto accaduto a Sferacavallo. Potrebbero essere scesi in strada per soccorrere i ragazzi in fuga. Tra loro c'è il figlio del titolare della macelleria crivellata di colpi. Una storia di intrecci tra Sferracavallo e Zen, tra vendette e ritorsioni, con la rissa durante la festa ad avere scatenato ancora una volta la furia di ragazzi pronti a uccidere pur di primeggiare sui rivali. Ma da sottolineare c'è anche la pochissima presenza delle forze dell'ordine, solo 2 pattuglie presenti per una festa in cui c'erano almeno 10.000 persone. Su questo nuovo episodio di violenza in città interviene l'arcivescovo Corrado Lorefice, che dice non posso non prendere parte anche alla sofferenza che portate nel cuore a causa di chi ha voluto seminare violenza e prepotenza. Dobbiamo dire no a ogni forma di violenza e soprattutto di sopruso. E sbarca in commissione regionale antimafia l'ultimo scandalo Mazzette nella sanità palermitana, convocati i dirigenti dell'ASP 6. Manlio Viola. Compariranno davanti alla Commissione regionale antimafia il prossimo 8 di ottobre gli attuali dirigenti dell'ASP 6 di Palermo, il direttore sanitario e quello amministrativo che reggono l'azienda, uno dei quali anche ad interim in assenza del direttore generale.
Sono stati convocati dopo l'ultimo scandalo scoppiato con l'arresto di Mario Lupo e Francesco Cerrito, l'ultimo dei quali dirigente di servizio proprio dell'ASP, sorpresi durante un passaggio di denaro nascosto in una bomboniera. La Commissione vuole capire le procedure che riguardano i dirigenti ASP, dal momento che per difendersi uno dei due accusati ha sostenuto che non si trattasse di una tangente, ma di regalie che sono ammesse dal regolamento dell'azienda sanitaria. Intanto la SAMOT, una delle due associazioni di assistenza ai pazienti di cui si occupava il commercialista Mario Lupo, che si è dimesso, prende le distanze dal comportamento personale proprio di Lupo e respinge le accuse di scarsa trasparenza emerse sui giornali in questi giorni. In particolare taccia come impossibile l'accusa di doppia fatturazione mossa dalle ricostruzioni presenti in alcuni articoli di stampa. Per quel che riguarda l'inchiesta, continuano ad emergere dettagli su un anno circa di pedinamenti e intercettazioni a carico dei due. Dimmi quando tu verrai era la canzone che faceva da parola d'ordine fra i due per annunciare l'arrivo di un pagamento. Dettagli che aggiungono più colore e folklore che elementi di inchiesta. Beni per 6 milioni di euro sono stati confiscati tra le province di Messina e Crotone a una coppia, marito e moglie, indiziata di appartenere alla famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto. I beni, 2 imprese edili, terreni, mezzi aziendali e una casa erano stati sequestrati nel marzo 2018, un paio di mesi dopo l'operazione Gotha 4, che aveva portato all'esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di far parte del clan dei barcellonesi. L'inchiesta Res Tauro svela il condizionamento dell''ndrangheta sull'Università di Messina. Gli amici delle cosche, pensate, laureati in medicina senza preparazione. Non è tutto. Sentiamo Lorena Dolci. Mafiosi con letti bianchi e con la laurea in tasca, dottori con la lupara che escono dall'Università di Messina, terra di conquista dell''ndrangheta. È la storia che emerge dall'inchiesta Res Tauro, che ha disvelato il radicamento della cosca Piromalli sull'Ateneo della città dello Stretto, considerata a tutti gli effetti base operativa dei calabresi. L'intreccio tra l'Endrina e l'Ateneo messinese viene fuori dalle carte dell'inchiesta, arricchite da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Un'intera famiglia legata ai Piromalli si sarebbe laureata in medicina con ben 18 esami universitari superati in un solo anno, nonostante la loro scarsa preparazione. A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Marcello Fondacaro, neanche a dirlo, medico anche lui. Il tutto grazie alla protezione di Domenico Piromalli, detto Don Mommo, detenuto proprio in quegli anni all'ospedale Piemonte di Messina. Non si tratta di episodi isolati. Già dagli anni '80 l'università è condizionata fortemente da parte delle famiglie mafiose, un filo rosso che ha retto per decenni, favorendo l'espansione dell''ndrangheta e la sua capacità di infiltrarsi non solo nelle istituzioni accademiche, ma anche in quelle civili e sanitarie. A Siracusa la polizia ha arrestato un uomo che aveva in casa una mitragliatrice Scorpion, ma anche una pistola. Durante la perquisizione, infatti, gli agenti hanno trovato anche 2 silenziatori e munizioni in una nicchia ricavata in un muro dell'abitazione nella zona balneare della città. Multe di 41.000 euro circa sono scattate al centro di Catania per una serie di irregolarità emerse durante i controlli della task force coordinata dalla polizia. Gravissime le irregolarità in via San Gaetano alla Grotta, dove è stato chiuso un ristorante indiano con carenze igienico-sanitarie. I veterinari hanno trovato carne in buste di plastica anonime, alcune lasciate a temperatura ambiente, altre in fase di decongelamento. Per questo 53 kg di carni rosse e bianche sono stati sequestrati. Ai clienti veniva fatto intendere che gli alimenti fossero freschi, pertanto il titolare è stato denunciato per frode. Restiamo a Catania, sono numeri importanti, quelli delle nuove assunzioni dei vigili urbani, si parla di 100 per rafforzare il controllo del territorio. A Palermo invece slitta il potenziamento. Sentiamo tutto nel servizio di Giusy Lazzara. Si rafforza la sicurezza a Catania con 100 nuovi vigili urbani in azione sul territorio. Le aggressioni violente culminate con 2 omicidi, la movida senza controllo nel centro storico da mesi hanno fatto alzare l'allarme sulla vivibilità in città. Il potenziamento della polizia locale segna un passo in avanti nel contrasto alla mancanza di rispetto delle regole. Più presenza del centro alla periferia sarà garantita dai nuovi vigili che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali. Un fatto molto
molto importante per la città di Catania, ha detto il sindaco Enrico Trantino. Si tratta di risorse indispensabili per la nostra comunità. L'ingresso degli agenti colma in parte le carenze di organico della polizia locale, che adesso può contare su 400 unità. Altra storia a Palermo, dove slitta ancora l'assunzione di 100 vigili urbani perché si deve attendere il bilancio consolidato per immetterli nell'organico. Si dovrà ancora aspettare 2 settimane, quando il Consiglio Comunale dovrebbe approvare il consolidato che permette l'assunzione negli enti pubblici. Il paradosso è dovuto anche al ricorso alla graduatoria, che ha selezionato 210 idonei, meno della metà accettato, e così si è dovuto ricorrere a quelle esterne. Tanto che Taranto ha dato la disponibilità per 20 nuovi vigili. Questo vuol dire che si dovrà bandire un altro concorso. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occuperemo di quello che si può considerare un vero e proprio spiraglio per quanto riguarda gli ex lavoratori Almaviva. Seconda parte di Sicilia 24, all'avvertenza Almaviva si lavora alla ricollocazione di 387 dipendenti senza lavoro da agosto. Sono stati stanziati fondi nazionali per l'attivazione del servizio sanitario 116-117, che potrebbe assorbire però solo la metà degli ex addetti ai call center. Il servizio. Spiragli, per adesso solo questi per l'avvertenza Almaviva, che ha lasciato a casa ad agosto 387 operatori del call center. Il fondo da 25 milioni di risorse ministeriali è stato trasferito all'assessorato regionale alla salute per l'attivazione del 116 e 117, il servizio complementare al 118 per le emergenze. Coinvolto anche l'assessorato alle attività produttive, che di fatto dovrà dare in affidamento il servizio a gestori privati. La disponibilità però è solo per 130 unità, lasciando a casa l'altra metà dei dipendenti. Rimane da sciogliere il nodo tecnico di come far transitare questi lavoratori nell'azienda che dovrà poi gestire questo tipo di servizio. La cosa che ci preoccupa molto di più invece è dare garanzia occupazionale alla restante parte degli altri lavoratori, per i quali si sta lavorando per il progetto della digitalizzazione delle cartelle sanitarie. Un passo dopo l'altro, il 9 ottobre ci sarà un altro tavolo tra la Regione e i sindacati per andare avanti nell'avvertenza complessa per tante famiglie che vivono con la NASPI con in media 600 euro al mese. Cambiamo decisamente argomento, vi portiamo a Tunisi per l'incontro tra due musicisti, un percussionista siciliano molto famoso e un violinista tunisino, per raccontare in un viaggio sonoro i legami profondi e le radici comuni a queste due terre. Lorena Dolci. Vicoli, merci e saperi che si tramandano con gesti antichi. La Medina di Tunisi come la Vucceria di Palermo o viceversa. Le facce di due popoli che un tempo si sono mescolati e ora si guardano dalle due sponde del Mediterraneo. Un continente liquido, tomba dei migranti che si avventurano oggi sulla stessa rotta che 100 anni fa hanno percorso in senso inverso tanti siciliani. Resta una prossimità che non è soltanto una prossimità geografica ma anche culturale, perché Sicilia e Tunisia condividono secoli di storia, condividono tradizioni comuni nelle arti, nella musica, nelle arti figurative, nella cucina. Per celebrare queste radici comuni va in scena a Tunisi la rassegna musicale Shlouk, Scirocco, come il vento caldo che dal Sahara soffia verso le nostre terre. L'arte sicuramente ha il potere di connettere le persone in una maniera invisibile, ancora più che la lingua, la religione o altre cose. L'arte è universale. Sì. Tra i 5 appuntamenti in programma, il concerto del percussionista Alfio Antico. Con lui sul palco del teatro El Amra il violinista tunisino Zed Zouari. Con i suoi tamburi, Alfio Antico è l'erede di un mondo contadino e pastorale che sta sparendo, al suo posto echi di guerra e di paura. Mia nonna mi diceva: quando hai paura, nipotino, fai lo scruscio che ti passa lo scanto, ti passa la paura. E
di musica si parlerà dopo il nostro telegiornale. Nella puntata di oggi di Sicilia 24 Focus, condotta da Eva Spampinato. Riflettori accesi sulla nuova scena siciliana guidata da tanti giovani talenti che spaziano tra vari generi e forniscono con il loro sound un quadro di quello che sta avvenendo in Sicilia. Ospiti della puntata, la giovanissima cantante catanese Elena Manuele, i palermitani Davide Sciorti e Alessandra Ponente, e poi lo sguardo acuto e profondo del grande Carlo Massarini, icona del giornalismo musicale italiano. Appuntamento dunque dopo questo telegiornale alle 14:30, ma anche in streaming video su siciliaweb.it. Potrete mandare i vostri messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. Ci fermiamo tra poco. Il calcio. Siamo al calcio, finito 0-0 il big match al Barbera tra Palermo e Venezia, poche le occasioni da gol e rosanero per gran parte del match sottotono e in sofferenza. Marco Gullà. 0-0 e al Palermo è andata anche bene. Al Barbera finisce in parità il big match contro il Venezia, che però ha dimostrato di avere più elettricità rispetto ai rosanero afflosciati e senza idee. I lagunari non sono riusciti a far lievitare il gioco in gol, soprattutto nella ripresa, quando il Palermo è totalmente uscito di scena concedendo il palcoscenico alla squadra di Stroppa. Poi Giampalo, il grande ex, non ha praticamente mai avuto un'occasione, isolato e senza supporto da parte dei compagni. E dire che la prima vera occasione del match la firma Segre, con questa bella conclusione che però viene intuita da Stankovic. Sembra il preludio ad una serata di stelle e gol, ma non è così. Il Palermo inizia a stentare, il Venezia invece spinge sull'acceleratore fino a dominare la scena e a tenere al guinzaglio il Palermo. I ritmi non sono altissimi, le due squadre provano a trovare il corridoio giusto, ma le due difese non corrono rischi. Ripresa, Palermo che appare stanco e contratto, la banda di Stroppa ha in mano la bacchetta e dirige il concerto. I cambi, Leduaron e Gomez dentro, non fanno svoltare i siciliani. Il Venezia non sbaglia una palla e tesse gioco. La squadra veneta ci prova diverse volte, ma non riesce a partorire occasioni nitide. Il Palermo regge come può, anche dinanzi agli attacchi di due funamboli come Busio e Yeboah. Ceccaroni nel finale viene espulso per doppio giallo. Il Palermo ringrazia il cronometro e può sorridere per un pari che quantomeno permette di mantenere l'imbattibilità in campionato e far fare un altro passo in avanti in classifica. Da registrare però una netta flessione nelle ultime due partite. Il Palermo probabilmente sta pagando anche l'assenza di un giocatore fondamentale come Ranocchia, perno del centrocampo. Andiamo alla Serie C con il Catania, problema attaccanti per i rossazzurri. Il tecnico toscano dovrà fare i conti con le condizioni precarie sia di Forte che di Caturano, un problema in più in vista dunque del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa, che ricordiamo Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Francesco Triolo. Sembra quasi una maledizione quella che sta colpendo i centravanti del Catania nei primi mesi di campionato. Se ancora non si è potuto vedere all'opera Alex Rolfini, infortunatosi in ritiro, e Caturano, appena arrivato, ha dovuto fare i conti con i problemi fisici, la trasferta di Cerignola ha lasciato come souvenir le condizioni da valutare di Forte. L'attaccante è uscito per un affaticamento e sono in corso gli esami strumentali per capire l'entità del fastidio. Toscano conta di recuperarlo, altrimenti dovrà optare per utilizzare Lunetta come falso 9, soluzione peraltro che è avvenuta anche lo scorso anno e che in questo campionato, grazie ai 4 gol di Lunetta, ha ripagato con moneta sonante la fiducia a tempo. Anche la situazione di Caturano è sotto osservazione. L'ex Potenza potrebbe essere convocato e sarebbe la novità rispetto alla trasferta di Cerignola. C'è da capire quanti minuti ha nelle gambe per il derby contro il Siracusa, che salterà ancora Rolfini, anche se sembra essere ormai sulla via del recupero dopo la lesione di secondo grado, e potrebbe tornare a disposizione proprio dopo il derby di domenica. A centrocampo invece mancherà ancora Loi, ma il problema principale è in questo momento l'attacco e da oggi alla ripresa degli allenamenti Mimmo Toscano dovrà trovare una soluzione. Siracusa è un avversario che è salito ora dalla Serie D, ha un allenatore molto aggressivo, molto preparato, sicuramente verranno a Catania per fare una partita importante visto che è un derby e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Lo spirito è positivo,
stanno rientrando qualche calciatore che purtroppo non abbiamo avuto a disposizione, per quello sono molto fiducioso. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Vi lascio con Eva Spampinato per il nostro Sicilia 24 Focus e vi ricordo che il telegiornale tornerà su questa rete alle 19.